Serena, adesso facciamo la spirometria. Ti spiego, è una cosa semplicissima da fare. No, con le due mani, questo è il boccaglio, ti tappo il naso, tu respiri tranquillamente per la bocca. La spirometria, Serena, è un esame molto semplice, che però ci permette di capire come funzionano i nostri polmoni e come conducono l'aria ai bronchi. Tu immagina di andare sott'acqua, devi fare un respiro grandissimo, grandissimo, più grande che puoi. Quando hai i polmoni pieni, metterai il tubo bene in bocca, oltre i denti, ma senza masticarlo, sigilli con le labbra. A quel punto devi immaginarti di avere davanti una torta con 150 candeline. Le devi spegnere tutte. Per spegnerle devi soffiare fortissimo. Hai il tubo in bocca, tutta l'aria che hai nei polmoni la spingi fuori verso questa torta di candeline. Fortissimo. Io ti dirò forte forte. Quando avrai finito, vedrai che intanto il coperchio si alza. Lo devi tenere fermo. Quando hai finito ti dirò basta. Ok? La durata sarà di pochi secondi, ma tu ascolta bene man mano quello che ti dico. Allora, Serena, respiro grande, vai di colpo! Fuori, 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 ferma, 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 ferma. Bravissima, molla pure. Ok Serena, hai già fatto molto bene, però le prove le rifacciamo 3 volte, perché questo è quello che prevede l'American Thoracic Society per stabilire che una spirometria sia fatta proprio a regola d'arte. Serena, i tuoi valori sono perfettamente normali. Fino a qua tutto a posto. Adesso accomodati in sala d'attesa che farai anche il resto.